Un vecchio muro di fontanelle trasformato in opera d'arte. Un lavoro fatto con passione e professionalità nell'ambito del laboratorio Ceramicando, che ha visto la scuola di Fontanelle, diretta da Alfio Russo, scendere in campo accanto alle famiglie e in collaborazione con il comitato Fontanelle Insieme. Una sinergia che sta cominciando a dare i frutti sperati per far cambiare volto al quartiere, recuperando la dignità che qui si rischia di perdere per l'abbandono da parte della politica. C'è da dire che le amministrazioni comunali hanno sempre avuto uno scarso interesse verso Fontanelle. Il murales intanto riqualifica la centralissima via Alessio Di Giovanni grazie al lavoro di Dario Lamendola e Alfonso Rizzo, docenti dell'Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento. Adesso tutti sono chiamati a salvaguardare l'opera nata accanto al Parco Giochi L'Isola dell'Allegria in fase di allestimento. L'area verrà a quanto pare videosorvegliata al fine di metterla al riparo da eventuali azioni di vandalismo. Alfonso e Dario, gli autori di questo murales in via Alessio Di Giovanni. Esatto, sì, il murales riflette il paesaggio circostante, un paesaggio mediterraneo. Ovviamente l'autore ideale e materiale è il mio collega Alfonso Rizzo, docente all'Accademia. Io ho contribuito dalla parte più che altro concettuale, cioè volendo dare colore a un progetto di riqualificazione del quartiere di Fontanelle. Bene, Alfonso, allora ci siamo. Sì, finalmente ci siamo. Dopo tanto sacrificio, l'obiettivo principalmente di questo progetto era riuscire a dare vita e colore, diciamo, a questo quartiere, oltre ovviamente a coinvolgere i bambini. Ci siamo riusciti perché, come ben vediamo, Fontanelle con questi palazzi un po' diciamo si è coperta, si è perso il paesaggio diciamo siciliano, il colore. La bellezza di questo progetto, che fortunatamente oltre a coinvolgere i bambini siamo riusciti a coinvolgere anche molte persone del quartiere, perché dopo mesi di lavoro ovviamente si è creato anche un bel rapporto con gli abitanti di questo quartiere. Diciamo che siamo molto soddisfatti. Vedo che anche i bambini sono molto contenti perché veramente siamo riusciti a dare vita a un pochettino, spero che questo sia l'inizio, un po' di vita a questo quartiere. Preside, scuola di Fontanelle, connubio con il quartiere. Sì, la scuola ormai da anni è impegnata insieme al comitato di quartiere per attività che servono sia ai nostri studenti ma anche a tutte le famiglie della comunità di Fontanelle. Quello di oggi è l'esempio di una collaborazione fattiva all'interno di un progetto più ampio che ha visto diversi interventi anche di riqualificazione urbana del quartiere, e oggi sono contento che riusciamo anche a dare la luce a questo tipo di attività che viene ad abbellire ed arricchire il quartiere. Una bella pagina oggi per il nostro quartiere, perché attraverso il Fontanelle Lab, un progetto promosso dalla scuola con il coinvolgimento di preziose associazioni e realtà territoriali, valorizza un muro spento e anonimo. Questo è stato possibile grazie al laboratorio di ceramica, e di questo ringraziamo i professori Alfonso Rizzo e Dario Lamendola, che grazie anche alla collaborazione di bambini, ragazzi, famiglie sono riusciti a rendere qualcosa di meraviglioso che diventa arte e diventa bellezza. A loro sicuramente va anche il nostro grazie, con un messaggio che è stato fatto tutto questo stimolando la formazione, la cultura, l'interesse e l'impegno per il bene comune.